io non ho detto che voti tu mi hai posto una questione tra Bersani e Grillo, chi voti? Grillo. Tra Berlusconi e Grillo, chi voti? Grillo. Perché? Perché io sono convinto... Tra PDL e Movimento 5 Stelle? No, adesso domando. Adesso. Allora, non provocare, calma, io ti ho detto qual è la mia posizione: o si rinnova a 360 gradi la politica, togliendo dalla politica tutti coloro che sono là da 15, 20 anni, da 30 anni, che io penso abbiano fatto il loro tempo, abbiano già dato. Se il PDL o un movimento simile al PDL di centrodestra si presenta all'elettorato con uno schieramento politico completamente rinnovato, con persone che vengono votate dalle persone, cioè quindi con una legge elettorale diversa, no? O quantomeno se mantengono questa porcata di legge con la possibilità di fare le primarie per scegliere i candidati, io voto un movimento, un partito, chiamalo come vuoi, di centrodestra, sicuramente. Però, se cioè voglio dire, in questi 3 anni dalle case che pagano gli altri e chi le compra non sa chi gliel'ha pagata, dagli intrecci con la mafia, dalle tangenti, dagli appartamenti gratis, dai diamanti, dalle false lauree, eccetera. Se mi permetti, adesso è ora di chiudere proprio per decenza, si chiude per decenza.